La CGIL considera la sentenza del 26 giugno scorso sicuramente non il raggiungimento dei nostri obiettivi rispetto alla tragedia che è avvenuta in questo territorio, ma un importante punto di avanzamento della lotta. Avanzamento della lotta in primis contro chi ha causato l'inquinamento e l'avvelenamento, perché sono state accertate responsabilità penali che erano emerse dalle indagini e confermate nel processo e hanno portato poi alle condanne. E più in generale voglio pensare e credo che rappresenti anche un avanzamento di un concetto più generale, cioè l'urgenza, la necessità di un modo nuovo di guardare allo sviluppo e all'economia rispetto a quanto è emerso anche nel processo stesso, cioè business, 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 profitto, profitto a qualsiasi costo, negando la realtà, correndo rischi enormi, assumendosi rischi, anzi sapendo che facevi del male, diciamo, perché questo è emerso nel corso del processo. Quindi voglio pensare che sia anche un momento di avanzamento di un modo nuovo di concepire l'economia e quindi il modello di sviluppo, perché altrimenti non ne usciamo. Amianto, FAS, quante altre sostanze scopriremo che ci stanno facendo del male. E voglio anche pensare a un nuovo modo di considerare, lo dico proprio da sindacalista, la giustizia sociale, perché la sostenibilità, termine usato da tutti i politici, da dove più o meno tutti siamo d'accordo sulla sostenibilità. La sostenibilità è un concetto molto importante, implica sostenibilità ambientale e già sarebbe tantissimo realizzare questo obiettivo, ma implica anche una sostenibilità sociale, cioè un mondo che sia a misura delle persone e che rispetti la dignità delle persone. Questo significa sostenibilità. Parliamo di un avanzamento perché siamo convinti che, diciamo così, il movimento che si è battuto in questi anni non abbia esaurito il proprio compito e in parte questo convegno lo sta facendo, abbia bisogno di riflettere, interrogarsi, confrontarsi e decidere i prossimi passi da intraprendere. Con due grandi obiettivi, almeno secondo noi. Uno, l'eliminazione della produzione e dell'utilizzo di queste sostanze tossiche. Secondo, ancora più generale, costruire un modello sostenibile di sviluppo e di economia. E quali sono questi passi? Li elenco e poi termino parlando più direttamente del sindacato e del suo compito, della CGIL in questo caso. Quindi riassumo un po' cose che già sappiamo, però serve anche a volte rifare un quadro teorico, avere un quadro in testa, da un lato per non farci prendere dalle angosce o dalla paura o dalla rassegnazione, e dall'altro per condividere anche razionalmente la strada che abbiamo davanti. Allora, primo, penso siamo tutti d'accordo che occorre non mollare la presa sul processo di temi FAS. Ci sarà l'appello, abbiamo capito quali sono i tempi, ci sono rischi, sarà magari più difficile essere presenti, non so neanche se si svolge con la possibilità di avere pubblico, come è avvenuto a Vicenza. È stata molto importante la presenza costante di tante persone a partire dalle mamme non FAS. Quindi essere presenti, farci sentire a livello mediatico, perché non è che la giustizia sia fuori dal mondo dove viviamo, lo sappiamo. La giustizia vera sta dentro il mondo, quindi è impossibile che non
che non arrivi anche tra le persone che devono decidere quello che fuori si respira e circola. E quello che fuori si respira e circola può cambiare, non è dato a priori. Un tempo, vi ricordate? Vabbè, lasciamo perdere il concetto di egemonia culturale. Ok? Cioè c'è poco da fare, c'è un senso comune, termine nobile, spesso è una mentalità che circola, ma può cambiare questa mentalità e la giustizia non è immune, chi deve decidere non è immune rispetto a quello che circola, quindi noi abbiamo la possibilità di agire per cambiare anche il senso comune su questi effetti. Secondo, non dimenticare gli ex operai miteni. È compito in primis della CGIL, ma anche di tutti voi, stare vicino a chi ha lavorato alla Miteni. Io ne incontro una parte, avremo un altro incontro a breve. Sono arrabbiati per quello che è successo nella sentenza, sono preoccupatissimi per il proprio stato di salute che cambia continuamente, così come cambia per ciascuno di noi, peraltro, perché passa il tempo, temono sempre più che emergano a mano che le evidenze scientifiche arrivano, aumenta i propri timori e aumentano anche le patologie. Voglio ricordare da questo punto di vista, perché non dobbiamo dimenticarcelo, l'archiviazione delle indagini sulle responsabilità penali, che è avvenuta nel 2023, in ottobre, un mese prima che uscisse l'anticipazione dello IARC, che ci ha fatto capire che il FOA è sicuramente cancerogeno e il FOS probabile cancerogeno per la salute umana, e questo è stato uno dei motivi che ha determinato l'archiviazione delle indagini. E noi da questo punto di vista non ce la siamo messi via, perché avendo dei casi purtroppo di malattie oncologiche, proprio quelle collegate al FOA, diciamo, abbiamo intenzione, vista la pubblicazione avvenuta un anno fa dello IARC e visti questi nuovi casi che abbiamo intenzione che si riapra il capitolo dell'accertamento delle responsabilità penali di chi ha diretto le aziende delle multinazionali, perché anche nel processo per avvelenamento delle acque sono emerse delle cose a questo riguardo e non ha certo fatto una bella figura il dottor Costa, che ho personalmente ascoltato quando ha deposto, il medico aziendale. E voglio ricordare quello che è avvenuto un mese prima della sentenza del processo che tutti conosciamo, cioè sempre al Tribunale di Vicenza, ma in sede civile, è arrivata una sentenza che attendavamo da un anno circa un ricorso promosso dalla vedova di un ex operaio della Miteni che lavorava nel reparto ecologia, che è deceduto nel 2014 e ha lavorato fino al 92 in quell'azienda, si chiamava Miteni perché era già entrata l'ENI, e c'era Mitsubishi, quindi Miteni, che ha ritenuto con alta probabilità correlabile il tumore uroteliale che gli ha provocato la morte all'esposizione nel luogo di lavoro. Questa è la prima volta che per la prima volta in Italia si accerta questa correlazione in sede civile e ha condannato l'INAIL a riconoscere alla vedova quello che prevede la legge, che è una rendita e altri aspetti economici, diciamo. Anche questa è una sentenza di primo grado che dovremo difendere perché l'INAIL ricorrerà in appello, però ha un grosso significato politico, se volete, processuale, scientifico, e ha un grosso significato anche per dare dignità a un lavoratore che è morto per un tumore che ha contratto, diciamo, nel lavoro che lui amava, anche se
si trattava di un lavoro umile e manuale. Il terzo grande aspetto è quello di procedere nell'iniziativa sugli altri fronti che sono aperti. Li elenco solo perché sto rendendo conto che vado oltre, ne avete anche parlato. Il primo è sicuramente quello della bonifica. Ho ascoltato con molto interesse quanto ha detto Claudia, però io non dimentico l'incontro che abbiamo fatto in provincia sulla Mitteni. Eravamo 4 o 5 di alcune associazioni, ma meno fast, c'ero io, c'era mi pare Medicina Democratica e il rappresentante della provincia, che nel frattempo ha scelto anche il partito politico, ci ha detto: ma voi sapreste farla la bonifica? Allora, non mi va assolutamente bene che chi ha in capo questa responsabilità come prima cosa ti rimbalzi la domanda. E lì mi è scattata una sorta di ribellione, ho detto: ascolti, io non sono tecnico, sono sindacalista, però minimo ricordo quello che è accaduto alla FIAM del paese dove abito, Montecchio Maggiore, quando dopo 50 anni di produzioni di piombo e acido si è trasferita e avevamo il tema di cosa fare di quel sito. La FIAM ha pagato l'eliminazione di tutto il terreno che lì c'era fino a una certa quota, decisa dagli esperti, ma sarà una mediazione di varie cose, però hanno ritenuto di togliere e stoccare in una discarica appositamente costruita il terreno per una certa profondità, si è costruito un plateau di cemento e da lì si sono fatte delle altre attività. Quello che è sotto ormai è sotto e non si sarebbe in ogni caso recuperato. Cioè, voglio dire, minimo si faccia questo, perché lui ha parlato di lavaggio del terreno come ha fatto in Belgio, o Mitsubishi che lancia altre proposte. L'importante è che non passino altri 30 anni prima di decidere di qualcosa anche parziale su quel sito e intanto assistere inerti ogni volta che piove, come sappiamo, e la falda cresce al passaggio di queste sostanze che lì ci sono nella falda. Vogliamo parlare della fornitura di acqua pulita? Perché io so da acqua bene comune che la condotta che doveva portare acqua in zona rossa è arrivata invece a Monselice per altre emergenze e non arriverà in zona rossa. La regione motiva questa scelta con il fatto di avere una rete a seconda delle emergenze per poter portare da altri luoghi acqua che magari scopriamo essere nel frattempo contaminata, perché continuiamo a scoprire FRAS ovunque. Quindi bisogna da questo punto di vista fare chiarezza: acque da fonte alternativi, filtri laddove è indispensabile. Cosa facciamo di questi filtri? Perché abbiamo tutto il tema della rigenerazione, se ne è parlato, poi tutto il tema dell'analisi sugli alimenti, mi fermo, è stato parlato, e poi la sorveglianza sanitaria, nuovi studi, perché tutto evolve a partire dagli studi sui lavoratori che, avendo i valori più elevati, sono quelli che per prima possono manifestare alcune patologie, alcuni aspetti. Non ci sono lavoratrici lì, quindi c'è questo vulnus e quindi occorrono studi sulla popolazione per quanto riguarda le donne. Non ci sono giovani ormai tra quella platea e quindi anche su questo occorre guardare al territorio, però su altri aspetti i lavoratori possono rappresentare, stavolta in positivo, soggetti sui quali studiare per poi avere benefici per loro e soprattutto per la popolazione. Poi ci sono degli altri aspetti che già un anno fa erano emersi e che anche stamattina sono stati citati: le analisi del sangue per chi è fuori dalla zona rossa a partire dalle donne in gravidanza,
le analisi del sangue per lavoratori e lavoratrici di settori potenzialmente esposti, è emerso un tema anche stamattina, quello dei vigili del fuoco, la prevenzione rispetto ad altre sostanze pericolose, nocive a partire da TFA, è stato messo un limite che è enorme, è la prima volta che perché sappiamo che c'è stato un decreto legislativo del governo che ha rivisto le precedenti disposizioni, entrerà in vigore l'anno prossimo sui limiti. Sul TFA per la prima volta si mette un limite, ma è espresso in microgrammi per non far paura, e sono 10.000 nanogrammi per litro. Abbiamo la necessità di avere ulteriori studi per capire gli effetti di queste sostanze. Se guardo Francesco e guardo Vincenzo, so già cosa mi dicono, si scoprirà che più o meno hanno gli stessi effetti, purtroppo, ai noi, degli altri FAS a catena corta che non dovevano avere gli effetti a catena lunga, invece si è dimostrato che anche questi sono nocivi, e quelli a catena lunga dove invece non mancano le evidenze scientifiche. Quindi già questi limiti sono da un certo punto di vista vecchi, e abbiamo bisogno di capire perché, come mai, da dove arrivano queste molecole che vengono ritrovate nell'acqua, nel vino, eccetera. E c'è l'enorme tema della messa al bando, limitazione di queste sostanze, ed è stato spiegato quello che sta accadendo a livello europeo. Ne ha parlato Vincenzo, ne ha parlato Claudia. C'è questa sorta di guerra senza armi per avere meno limitazioni possibili, con pressioni enormi che sono arrivate addirittura a influenzare la relazione di Draghi, ce la ricordiamo, poi sconfessata da alcuni, però è chiaro che queste pressioni sono enormi e sono rivolte al mondo della politica, al mondo della finanza, per non avere limiti su queste sostanze o annacquarli di molto. Rispetto allo specifico, e finisco, di cosa stiamo facendo noi da un punto di vista quindi sindacale, io non voglio ripetere quello che abbiamo detto l'anno scorso, che erano degli enunciati, non sono rimasti lettera morta, ma neanche è stato realizzato tutto. Quindi aggiorno su quello di nuovo che c'è rispetto a un anno fa, in tema di prevenzione sui luoghi di lavoro, perché rispetto al tema dei danni ai lavoratori c'è tutto l'aspetto con l'INAIL, ne abbiamo già parlato, non ne parlo oggi. Rispetto alle indagini penali sulle responsabilità di chi ha condotto quell'azienda, le multinazionali, sui danni ai lavoratori, vi ho detto che siamo intenzionati a breve a presentare un esposto o una iniziativa per l'apertura di nuove indagini su questo filone. Sugli altri temi sono generali e noi riteniamo di stare a fianco delle associazioni, non abbiamo alcun monopolio di azione su quei temi e assieme dobbiamo procedere. Su questo invece della prevenzione dei luoghi di lavoro c'è una nostra precisa responsabilità. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto un anno fa a dicembre, lo dico, un convegno a Mestre di respiro nazionale sul tema FAS, si intitolava proprio come era in una slide presente prima, un titolo: intervenire oggi per costruire il futuro. Abbiamo ospitato interventi anche esterni, perché era presente ISDE, in quel caso Vincenzo, ed era presente un esponente di Greenpeace, perché non poteva Giuseppe Ungherese, con conclusioni della CGIL nazionale. Era un convegno veneto, abbiamo invitato altri territori, quindi era invitato anche Alessandria, CGIL Alessandria, per capirci, dove esiste uno stabilimento che tuttora produce FAS a catena corta. Quindi tentativo, e l'abbiamo anche fatto, è quello di fare in modo che tutta la CGIL sia sensibile su questi temi, e non solo la CGIL della provincia che è stata colpita e quindi in qualche modo ha dovuto affrontare direttamente il tema,
che sia una scelta di valore e non una necessità perché ti hanno fatto del male e devi reagire. Deve diventare cultura, deve diventare risposta sindacale e politica, non solo reazione. Poi siamo riusciti, ed è stato un lavoro durato un anno, nel piano strategico, si chiama così, 25-27 per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che è un piano che viene discusso con le parti sociali, quindi i datoriali e le organizzazioni sindacali, e che è contenuto nell'allegato A della DGR 204 del 5 marzo scorso, vale per 3 anni, a prescindere anche dalle elezioni, perché è un piano che ha vigenza triennale. Lì non abbiamo ottenuto tutto quello che avevamo chiesto ed è l'elenco un anno fa presentato qua, per fare formazione ai rappresentanti sindacali, le analisi ai lavoratori dei settori esposti, eccetera, eccetera. Quindi negativo da questo punto di vista, c'è un giudizio negativo sul punto FAS nel piano strategico che vi ho appena citato. Però nel capitolo conoscenza, punto 3.3, mi sentite? Perché ogni tanto scompare. Punto 3.3, analisi dei rischi associati a sostanze con effetti a lungo termine, recita: avvio di ulteriori approfondimenti specifici finalizzati alla conoscenza e alla caratterizzazione del rischio professionale associato all'utilizzo in ambito lavorativo di sostanze cancerogene ed altre chimiche con effetti a lungo termine. Aperta parentesi, esempio FAS, chiusa parentesi. Cioè questo è un punto che ci permette, se diamo battaglia alla regione perché ha scritto e adottato questo piano, e a livello di comitato regionale di coordinamento e comitati provinciali di coordinamento, che sono degli organismi che vedono presenti gli SPISL, l'ispettorato del lavoro, la regione, il provveditorato scolastico, e si apre poi a un confronto con le parti sociali, arrivano gli ordini professionali, datoriali, sindacati, condiretti, ok? In questi organismi è possibile, visto quello che è scritto lì, adottare dei piani mirati di prevenzione, che è la metodologia di intervento degli SPISL, legati al tema sostanze con effetti cancerogeni di lungo termine, esempio i FAS. Ok? Quindi ce l'abbiamo la possibilità normativa di procedere. Un anno di lavoro, ho capito, tempi biblici, però io non voglio buttare via sta occasione qua. Misureremo lì se hanno solo scritto su un pezzo di carta qualcosa o se c'è la volontà di poter procedere su questi temi. Insieme a CISL e WIL, perché c'è poco da fare, su questo tema si è mossa solo la CGIL. Non lo dico per interesse del potere oggettivo, però sappiamo tutti che verso la regione o verso le controparti si possono maggiormente ottenere le cose se siamo presenti almeno queste 3 organizzazioni sindacali. Quindi lungo lavoro di sensibilizzazione, ma alla fine il mese scorso abbiamo inviato una lettera alla regione per incontri con i 3 assessorati lavoro, sanità e territorio, ambiente, per fare il punto su tutti i punti che prima ho elencati, perché come organizzazioni sindacali l'avevamo già fatto dal 2016 in poi, quando anche noi abbiamo cominciato ad agire in ritardo, ma abbiamo cominciato ad agire su questo tema. La risposta è arrivata qualche giorno fa. Non vi incontriamo, però vi relazioniamo in forma scritta su tutti i punti che avete citato. Quindi aspetteremo di leggere questo e poi nel frattempo ci saranno le elezioni. Vabbè, no, non facciamo previsioni su chi guiderà la regione dopo. In ogni caso, chiunque ci sia, avremo la possibilità, e lo potremo fare anche prima, di rispondere e vedremo e lo socializzeremo quello che scriveranno
sui diversi capitoli, compresi alimenti, fonti d'acqua, gli studi, le analisi dei lavoratori, le analisi che i medici di base possano prescrivere anche per persone che non abitano nella zona rossa. Tutti i punti ci sono, vedremo le risposte. L'ultima cosa, anch'io per dire una nota anche di speranza, e tra l'altro una me proposta che è passata, perché io oggi lavoro a livello regionale in CGIL, mi occupo di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma mi occupo anche di amianto e di FAS. Quindi ho il tempo e la possibilità, su queste robe qua, di lavorare, però non decido io. Ok. L'8 di ottobre abbiamo, con presenza anche del nazionale CGIL, un'assemblea da almeno 300 RLS, RLST, cioè chi si occupa della salute e sicurezza in fabbrica e chi si occupa della salute e sicurezza nei comparti, perché ad esempio nell'artigianato non ci sono gli RLS in azienda, ma ci sono delle figure che girano in un territorio e possono andare in tutte le aziende artigiane. In quel momento lì, dove affronteremo vari temi di attualità sul tema salute e sicurezza, però ci sarà la consegna, in questo caso cartacea, poi sarà digitale, di una newsletter periodica, mensile o bimestrale, per tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza all'interno della nostra organizzazione, in tutto il Veneto, dove oltre al capitolo novità normative o alla rubrica voce dai territori per ascoltare esperienze, fatti, eccetera, ci sarà una rubrica, ed è la prima volta, che si chiamerà ambiente. Cioè l'ambiente deve entrare nell'agenda del sindacalista, del delegato sindacale, della delegata sindacale, della sindacalista. Chi fa sindacato non può più non avere tra i propri obiettivi, quando la mattina esce da casa e va a fare il suo lavoro, quello di avere l'occhio sull'ambiente dove lavorano le persone. E non per fare un piacere ai movimenti, ma perché se hai a cuore la salute e la vita delle persone che lavorano e che poi hanno una vita anche fuori dal lavoro, tu non puoi non avere un'attenzione anche per i luoghi dove noi tutti viviamo. Grazie.